Il risultato ovviamente è sempre fermo sullo 0-0, vediamo anche a disposizione del mister Cristian Serra il secondo portiere Manuel Dessì, poi Francesco Murroni, Michel Milia, Davide Lenzu, Matteo Pirosu, Alessandro Basciu e Andrea Cocco. Adesso il gioco è fermo, ci sarà la rimessa per il portiere Raffone e diciamo poi a disposizione invece del tecnico Pino Murgia, il secondo portiere Murru, poi Solomon, un giocatore nigeriano così come il titolare Obin, poi Mulas, Guiso, Pischedda e Angioni. Questi dunque per completare gli schieramenti anche con i panchinari. Avete sentito per la panchina del Sant'Antioco ovviamente Alessandro Basciu in panchina, il giocatore, l'attaccante Lagonare non è disponibile per i titolari, un leggero risentimento muscolare per lui dopo la partita di Lanusei e comunque per il momento in panchina, mentre per quanto riguarda i nuovi in campo Matteo Virdis, classe 94 proveniente dal Carboni, adesso sul pallone il biondo, la maglia numero 7, poi in panchina Michel Milia, un centrocampista che si adatta a più ruoli, molto duttile di San Giovanni Quirgio, classe 91, giocatore dotato di una tecnica sopraffino, mancino veramente interessante. Ospite del tecnico Pino Murgia, abbiamo dimenticato per errore l'arbitro Carta di Cagliari, collaboratori Pisano e Manunza sempre di Cagliari e le divise, la divisa granata con inserti arancio per la squadra di Cristian Serra, nuovo mister di quest'anno, mentre per quanto riguarda gli ospiti maglia bianca e calzoncini blu. Adesso in possesso del pallone proprio la formazione ospite, sempre 0-0 quando siamo giunti al 7° minuto e mezzo qui a Sant'Antioco, dunque tra Sant'Antioco e Barissardo. Attenzione studio voi la linea, ma seguiamo però un attimo l'iniziativa del Barissardo con il numero 11 che si coordina Todde, però sbroglia la matassa Uccheddu, l'autore del gol la settimana scorsa. 0-0 all'8° minuto quasi qui a Sant'Antioco. Bellissimo gol dopo 9 minuti e mezzo, intanto 1-0 per il Granata. Barissardo 0, il gol di Stefano Sanna, si è girato dopo aver ricevuto il pallone da sinistra da parte di Sergio Pilloni, si è girato in piena area del portiere e poi con il sinistro ha trafitto il portiere Raffone, dunque da pochi passi la conclusione vincente per il numero 11 fuori quota classe 93 Stefano Sanna. Dunque Sant'Antioco 1, Barissardo 0, adesso c'è una punizione quasi al limite, il pallone c'è il mancino, verosimilmente il mancino Sergio Pilloni, palla collocata a una ventina di metri rispetto alla porta, difesa dal portiere Raffone, dunque punizione per i Granata, quasi tutto pronto per questa esecuzione. L'arbitro Carta di Cagliari ovviamente ovviamente raccomanda con i giocatori di non sgomitare più di tanto all'interno dei 16 metri del Barissardo. Batte adesso Pilloni, palla però intercettata dalla barriera, dunque nulla di fatto, siamo al 13° e 20, ancora 1-0 per i Granata sul Barissardo. Attenzione, un colpo di testa che esce adesso sul fondo, dunque nulla di fatto, però dicevamo 13° e mezzo, Sant'Antioco 1, Barissardo 0, il gol al 9 minuto tra il Granata di Cristian Serra e appunto gli Ogliastrini del tecnico Pino Murgia. Il pareggio è arrivato dopo un calcio d'angolo battuto dalla destra, quindi alla sinistra del portiere Fabrizio Amate, è venuto incontro al pallone il numero 3, difensore Edoardo Murgia con la maglia numero 3, dunque ha depositato il pallone in rete di sinistro rasoterra, nuova fare dunque per il portiere Fabrizio Amata. 1-1, tutto da rifare qua a Sant'Antioco per i Granata, adesso sono in fase di impostazione però i giocatori con la maglia bianca, vale a dire i giocatori del Barissardo, adesso era Obinna, giocatore di Geriale che ha seguito il proprio portiere Raffone, da questi ancora il pallone in avanti e la caccia di Todde, anzi era esattamente Carlo Mameli che ha colpito il pallone di testa, però l'ha persa. Adesso sono i Granata con Daniele Ghiso all'impostazione, poi Nicola Marongiu con l'impostazione per la squadra Granata, ecco Fabio Piras che ha recuperato dopo l'assenza nell'ultima partita che era la prima di campionato all'Anusei, ha recuperato prontamente per fortuna Fabio Piras, adesso la caccia del pallone, ha perso il contatto con lo stesso, poi l'esterno destro Loi che lancia Todde, però esce anche il portiere Fabrizio Matta, fa su il pallone e serve subito l'ex giocatore del Carbonia Fabio Piras ad avere una bandiera sul Citano. Adesso è Giancarlo Porti, il centrocampista centrale, dobbiamo anche dare
dare un'occhiata all'assetto tattico per la squadra granata. Dunque davanti al portiere Fabrizio Matta ci sono i difensori da sinistra a destra, Marongiu, Ucheddu, Piras e Mameli. A centrocampo i due centrali sono Ghisu e Porcu, a destra c'è Matteo Virdis, a sinistra Pilloni, in avanti di punta Mileddu e Stefano Sanna, l'autore del gol al 9° minuto. Adesso c'è una rimessa in gioco in favore dei Granata, vediamo come riprenderà il gioco esattamente con un corner per i Granata, battuto da Porcu, palla in mezzo e la palla in gol, la palla in rete, Daniele Ghisu, 30° esatto. 2-1 per il Granata, Daniele Ghisu adesso viene a raccogliere l'abbraccio dei compagni e il saluto anche del piccolo Mattia, il figlio di Daniele Ghisu, con la sua moglie, insomma, venuta a vedere la partita. Dunque 2-1 quando siamo al 30° nel corso del primo tempo, dunque già 3 gol in questa seconda giornata di campionato tra Sant'Antioco e Barisardo. Il colpo di testa il compagno numero 8, il centrale Andrea Mameli. Vediamo ancora all'impostazione la squadra del Barisardo che attacca in questo primo tempo verso sinistra, il cross basso però sbagliato al limite dell'area di rigore. Vediamo che cerca di agganciarlo con qualche difficoltà Carlo Mameli con la maglia numero 10. Poi sono sempre i giocatori ospiti in possesso del pallone. Mileddu riparte per il Granata, palla al piede, capitano Mileddu, il pallone per Pilloni, ancora sulla destra, attaccano il Granata, 2-1 per i sulcitani nei confronti degli ogliastrini, ancora da Mileddu a Pilloni, palla controllata dal giocatore con la maglia numero 10 che rimane a terra, non fa arrestare il gioco, non arresta il gioco l'arbitro perché è troppo lungo però per il fuori quota classe 93 del Sant'Antioco. Dunque nulla da fare, palla che supera la linea di fondo e dunque ci sarà la rimessa proprio dal fondo per il portiere Raffone, solo nei confronti degli ogliastrini del tecnico Pino Murgia, tra l'altro esperienze all'estero per il tecnico di Tortolì, Pino Murgia, esperienze addirittura in Indonesia oltre che in Macedonia, e poi è tornato in Ogliastro ad allenare da quest'anno il Barisardo. Piroso intanto cerca la coordinazione per effettuare un cross dalla destra quasi all'altezza della linea di fondo, non è riuscito in questo istante il giocatore di Masaina, spalla oltre la linea di fondo e vediamo che si riprenderà comunque con un calcio di punizione perché c'è stata un'irregolarità dei giocatori Granata. Dunque calcio di punizione per il Barisardo dal numero 10 Carlo Mameli al difensore esattamente Edoardo Murgia, ancora Obinna in possesso del pallone, ancora il nigeriano verso destra, verso lo smarcato Carta, ancora il Barisardo nella propria metà campo all'impostazione, sempre 2-1 per il Granata, la caccia del pallone, non riescono a riconquistarlo. Vediamo Pirosu, vediamo adesso Nicola Marongiu che lancia Mileddu in posizione di offside, dunque l'arbitro assegna il calcio di punizione in favore del Barisardo che riparte ancora la squadra in completo bianco-blu. Sempre 2-1 per i sulcitani del Sant'Antioco del nuovo mister Cristian Nasser. Adesso è Fabio Piras in possesso del pallone, attento obiettivamente dei compagni, poi serve Fabio Cheddu, ancora il centrale difensivo, classe 92. Ancora si ferma Fabio Cheddu, poi effettua un lungo lancio alla caccia di Mileddu, ancora prova a staccare di testa Mileddu, palla al limite dell'area di rigore, ancora l'autore del gol Stefano Sanna che prova ad intervenire sul pallone, interviene però in diagonale difensiva il difensore Edoardo Murgia che scroglia questa battaglia, ancora però il Granata, ancora Giancarlo Porcu dal limite stesso dell'auto di sinistra, avanza palla al piede, il numero 11 Granata, ancora Stefano Sanna, va il cross in area di rigore, il colpo di testa da parte di Mileddu, palla che rimane lì, c'era in agguato anche Giancarlo Porcu, palla che arriva addirittura dalle parti di Fabio Piras, dunque nella metà campo dei Granata, 43esimo e 15, sempre 2-1 per il Granata. Adesso è Nicola Marongiu l'impostazione con Daniele Ghisu in possesso del pallone, il lancio sulla sinistra per Mileddu, ancora Capitan Mileddu alle prese con il duello esattamente con Brendas, il fuoriquota del 94 del Barisardo, sono sempre i Granata con Pilloni, adesso è Daniele Ghisu, si frappongono due avversari, recuperano il pallone comunque i Granata, Fabio Piras al limite dell'area di rigore ha cercato di servire Stefano Sanna, anticipato di testa dei difensori avversari, sempre 2-1 per il Granata, siamo quasi al termine di questo primo tempo, manca un minuto più il recupero per quanto riguarda questa prima frazione della seconda giornata del campionato di promozione girone A, quello del Sud Sardegna ovviamente. Intanto all'impostazione il Barisardo, palla controllata adesso dal numero 6 Muccelli, ancora numero 6 che punta Pirosu, si accentra ancora palla al piede, poi è Obinna il nigeriano, ancora da quei
Presti verso Mucelli, ancora nei confronti, il duello nei confronti di Matteo Pirosu, costretto a retrocedere Mucelli, ancora non sa chi cedere il pallone lungo l'alto di sinistra, poi prova a servire Tosi in posizione però di offside, il biondo attaccante del Barisardo, dunque calcio di punizione in favore dei Granata, 44esimo e mezzo, sempre 2-1 per il Sant'Antioco di Cristian Serra. Per quanto riguarda la sua squadra, ancora il numero 7 Loi all'altezza della bandierina, quasi intervento di Fabio Uchedo, ma sul duplice fischio dunque dell'arbitro Carta che manda le squadre negli spogliatoi. Dunque al termine della prima frazione di gara qui a Sant'Antioco il Sant'Antioco è in vantaggio 2-1 nei confronti del Barisardo. Ricordiamo soltanto i gol: Stefano Sanna e Daniele Ghisu per i Granata, il pareggio momentaneo di Murgia per quanto riguarda la squadra del Barisardo. Dunque Sant'Antioco 2, Barisardo 1 al termine del primo tempo. Del Barisardo ancora da approfittarne lui, il fuori quota classe 93 Stefano Sanna per la sua personale doppietta. Sant'Antioco 3, Barisardo 1. Calcio di punizione per il Barisardo dopo un fallo ai danni di Todd, è stato ammonito Fabio Piras per il Granata, punizione che sarà battuta intorno ai 20 metri rispetto alla porta di Fabrizio Masca. È collocato il pallone sulla sinistra quasi all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, il Barisardo attacca verso destra, battuta la punizione adesso, palla che dà l'effetto ottico di intaccarsi però abbondantemente sul fondo, e dunque c'è una deviazione, se non vado errato, dunque ci sarà anche un corner per ancora il Barisardo che andrà a battere dalla bandierina alla destra. Con il tacco in rete la palla è rimasta lì e poi si è girata, questa volta di destra ha battuto il portiere Raffone per la terza volta e per la sua personale doppietta. 16 minuti e 20, sempre 3-1 per i Granata, attacca ancora il Barisardo sotto di 2 gol, ancora Sergio Pilloni per Michele Mileddu, nessun cambio fino a questo momento a parte il cambio all'inizio della squadra di Cristian Serra. Si sta scaldando anche Andrea Cocco per quanto riguarda la formazione sulcitana. Nella panchina poi sono presenti, ricordiamo, anche il secondo portiere Manuel De Sì, Francesco Murroni, Michel Milia, Davide Lenzo e Alessandro Bascio, e poi appunto proprio Andrea Cocco. Vediamo adesso intanto Obinna, il pallone è servito sulla destra per corrente Loi, ancora il pallone che termina in fallo laterale, dunque rimessa con le mani in favore dei Granata che attaccano verso sinistra in questa ripresa. 17esimo e 15 secondi, sempre ovviamente 3-1 per il Granata, palla per Mileddu al limite dell'area di rigore, c'è sulla sinistra Sergio Piloni, va il cross con il sinistro, palla all'altezza dell'area piccola, battuta in questo istante fuori area di rigore, raccoglie il pallone Giancarlo Porcu con la maglia numero 8, ancora Giancarlo Porcu verso sinistra per Sergio Piloni, alza la testa, va il cross basso, ancora deviato dai difensori del Barisardo. Tutto pronto, va ancora Sergio Piloni dalla bandierina, palla al limite dell'area di rigore, si coordina Giancarlo Porcu sbagliando completamente questa volta al 30esimo di Ghiso, poi nella ripresa al 9 ancora Stefano Sanna. Intanto c'è un cambio, esce il numero 7 per il numero 15, dunque esce Loi per Guiso, esattamente con la maglia numero 15, cambio che registriamo al 18esimo, questo per quanto riguarda naturalmente la formazione del Barisardo, mentre adesso tra gli applausi del pubblico esce anche Sergio Pilloni, giusto tributo da parte del pubblico per il mancino con la maglia numero 10 intramontabile dei Granata, che adesso abbandona il terreno di gioco al suo posto, è pronto a fare il suo ingresso in campo con la maglia numero 14 Michel Milia di San Giovanni Sueggio, che abbiamo descritto nel primo collegamento della partita, va a collocarsi adesso a centrocampo, vediamo poi il ruolo che ricoprirà, comunque verosimilmente adesso è a sinistra. Michel Milia, ricordiamolo, classe 91, nuovo acquisto di quest'anno, proviene dal Porto Scuso ma precedenti in eccellenza con il Calvario Calcio. Antioco, il risultato è di 3-1 sempre per i Granata, ribadiamo anche i cambi, il primo cambio era Piroso al posto di Matteo Virdis nel primo tempo, poi nella ripresa Michel Milia ha preso il posto di Sergio Pilloni, Milia è andato a collocarsi nel settore sinistro del campo, nella posizione di esterno sinistro, e poi per quanto riguarda sempre i Granata Andrea Cocco ha preso il posto di Fabio Piras è uscito tra gli applausi ovviamente del pubblico. A fare il centrale difensivo adesso c'è Daniele Ghisu e al centrocampo al posto di Ghisu ovviamente il neoentrato Andrea Cocco. Adesso eccolo proprio Cocco, classe 91 come Milia, ancora il pallone sulla destra verso Matteo Piroso, controlla il pallone all'altezza dell'auto, no, palla che termina
all'altezza dell'auto e proprio termina oltre la linea bianca, dunque ci sarà una rimessa laterale in favore del Barisardo. Ovviamente invito il collega Luca Zan ancora all'altezza del settore di sinistra, poi è Cocco, vediamo Marongio in verticale verso Miledo al limite dell'area di rigore, controlla il pallone Miledo, lo perde e ancora l'intervento da parte di Brendas per quanto riguarda il Barisardo, sempre Sant'Antioco che attacca 3-1 per il Granata, ancora Marongio dal limite, la conclusione con il destro e palla parata dal portiere Raffone. Registriamo al 35esimo dunque questa occasione per il Granata, sempre in vantaggio di 2 gol, 3-1 nei confronti del Cittadini con Nicola Marongio al limite dell'area di rigore, c'è Mileddo sul pallone anticipato però dal numero 3 Edoardo Murgia che ci mette una pezza, mette il pallone in fallo laterale, dunque rimessa laterale in zona d'attacco per il Granata, va ad incaricarsi di effettuare la rimessa sempre Nicola Marongio, all'indietro per Andrea Cocco, ancora il numero 18 del Granata, poi è Giancarlo Porco verso Michel Milia alle prese nel duello con il numero 4 Binna, conclusione con il sinistro di poco al lato rispetto alla porta difesa del portiere Raffone. In cronaca nei minuti non collegati al 38esimo punizione da 30 metri di Michel Milia terminata di pochissimo fuori rispetto ai pali della porta difesa dal portiere Raffone, al 38esimo, poi al 39esimo Miledo ha provato a girarsi sotto misura e c'è stata la parata da parte del portiere del Barisardo, poi al 42esimo un tiro centrale di Cocco da fuori area di rigore, 44-20, sempre 3-1 per il Granata, Cocco verso Giancarlo Porco, ancora nell'altezza del cerchio centrale del campo, poi è Mameli, il fuoriquota, classe 95, all'indietro per Daniele Ghisu, l'autore del raddoppio dei Granata, ancora Cocco sulla destra, ancora il numero 11 Stefano Sana, autore di una doppietta, poi è Matteo Piroso al limite della rigore, entra in aria ancora Matteo Piroso, palla all'indietro per Michel Milia, vediamo viene fermato forse falosamente, fa proseguire l'arbitro, ancora Porcu, pallone per Miledo, solito gesto tecnico di Michele Miledo, bravissimo a coordinarsi Michele Miledo, palla però fuori, però strappa comunque gli applausi per questo suo solito gesto tecnico per il quale è molto famoso Michele Miledo, veramente un cannoniere intramontabile anch'esso. Siamo al 45esimo esatto, non sappiamo quanto sarà recuperato dall'arbitro, sempre 3-1 per il Granata, le condizioni, servito Cristian Mameli, 45 più 50 secondi, dunque va a ripartire il Barisardo, però interviene Matteo Pirosu e spezza questa iniziativa, ancora a centrocampo per Giancarlo Porcu, gira il pallone a sinistra per il terzino sinistro Nicola Marongio, ancora verso Giancarlo Porcu che alza la testa, arresta ovviamente il pallone in attesa di servire un compagno libero da marcature, si tratta adesso di Daniele Ghisu, ancora sulla destra per Matteo Piroso, avanza il Sant'Antioco, in sovrapposizione c'è Cristian Mameli, dalla bandierina il suo cross basso, pericoloso, messo infatti in corner dal difensore Elia con il sinistro, palla al centro dell'aria, prova a staccare Ucheddu che non è nuovo a stacchi in area di rigore e vincenti, così come nell'occasione della partita di Lanusei. Il calcio di punizione intanto per gli Ogliastrini perché c'è stato il fuorigioco per il Granata, dunque calcio di punizione già battuto e ne approfitta Sana, autore della doppietta, Miledo dal limite, il destro deviato, poi la palla parata dal portiere Raffone, ancora il Sant'Antioco, 47esimo, 47 più 30 secondi, sempre il Barisardo in possesso del pallone, adesso il nigeriano Obinna, poi si frappone Cristian Mameli, recupera il pallone per un istante, ancora il Barisardo e il numero 18 Angioni, palla ancora da quest'altra parte per Michel Milia, il pallone per Mileddu, un po' lungo per l'attaccante capitano dei Sulcitari del Sant'Antioco, ancora riparte il Barisardo, riparte con i propri difensori, adesso è Obinna, vediamo proprio sul triplice fischio al terzo minuto completato, dunque è finita la partita di Sant'Antioco, il Sant'Antioco ha battuto il Barisardo per 3-1, ribadiamo anche i marcatori, Stefano Sanna ha aperto le danze al 9° minuto, il pareggio al 24esimo di Murgia, il 2-1 per Daniele Ghisu del Sant'Antioco al 30esimo della ripresa e poi al terzo, nel secondo tempo al 9° minuto, esattamente al 9° minuto, la doppietta di Stefano Sanna per il 3-1 definitivo, dunque finale qui da Sant'Antioco, Sant'Antioco batte Barisardo 3-1. È stata una partita semplice come prevedevo, anche se il Barisardo era reduce da una sconfitta 3-0 in casa contro il Serramanna, ero convinto che venivano qua a fare battaglia come hanno fatto. Una squadra giovane che corre tanto, una giornata molto calda. Siamo stati un pochettino penalizzati da questo, sia noi che loro naturalmente, non ci sono sicuramente scuse per ringrazio i ragazzi perché hanno dato veramente tutto, ci sono stati dei momenti proprio dove stavano affannando, un ragazzo è stato anche male, aveva bisogno di zuccheri e ho dovuto fare un cambio subito al primo tempo.
però li voglio ringraziare perché comunque hanno dato tutto, hanno dato il massimo e siamo riusciti a vincere una partita meritatamente. Questo sarà il campionato di promozione di quest'anno, non ci saranno squadre forti che ammazzeranno il campionato, ma saranno fatte tutte di queste piccole squadre che daranno il massimo per la salvezza e per ottenere qualcosa di buono. Un risultato che si aspettava oppure aveva fatto un pensierino per poter almeno strappare il pari? Sull'1-1 diciamo che ci abbiamo anche creduto, comunque oggi non posso rimproverare niente alla squadra perché siamo venuti in condizioni diciamo molto preoccupanti perché ho dovuto fare a meno di 9 giocatori tra squalificati, infortunati e giovani con la febbre, a letto con la febbre, e dalla gara di domenica sono venuti quelli che comunque sono scesi in campo, hanno fatto a parer mio una buona gara, comunque continuano a condannarci le disattenzioni sulle palle native, gol su calcio d'angolo evitabilissimo e 2 gol quasi dalla linea di porta, dunque migliorando, ecco, prima di tutto cercando di recuperare i giocatori, diciamo gli assenti, e cercando di lavorare su questo aspetto qui, sulle disattenzioni, sulla concentrazione, possiamo solo che migliorare. Certo, all'inizio ci si aspettava qualcosina di più, però non posso rimproverare niente alla squadra neanche oggi perché ha dato tutto quello che aveva e chi è andato in campo ha fatto in pieno il suo dovere. Una vittoria scontata oppure sofferta? Diciamo che è una vittoria probabilmente sofferta, anche perché non pensavamo che il Balisardo fosse così organizzata. Non vi nascondo che è una squadra molto organizzata in campo. È ovvio che poi i ringraziamenti li faccio anche ai nostri giocatori che stanno dando il massimo pur avendo vissuto un periodo di incertezza. Diciamo che l'esperienza è rimasta. Probabilmente abbiamo anche qualche cosina in più per quanto riguarda la differenza dell'anno scorso, perché i fuori quota secondo me hanno acquisito anche quell'esperienza tale che quest'anno gli sta permettendo anche di ben figurare. Il problema è uno solo, che il futuro non sarà roseo, anche perché oggi l'abbiamo visto con il pubblico, c'è poco pubblico, quindi la gente o è stanca di vedere il calcio. Noi stiamo facendo di tutto affinché riusciamo a tenere almeno la promozione a San Antico perché il paese lo merita.